Amici di Centro Anch'io, oggi vi raccontiamo la prestigiosa sede della Biblioteca Queriniana. Centro Anch'io. Tutto ebbe inizio tra il 1746 e il 1749. Il cardinale Angelo Maria Querini, originario di una famiglia patrizia di Venezia, era un uomo di grande erudizione a cui piaceva viaggiare molto in Europa e che conosceva personalmente alcuni degli uomini di cultura più famosi del suo tempo, come Federico II di Prussia o il filosofo Voltaire. Querini fu nominato arcivescovo ad personam di Brescia. Proprio nella nostra città decise di ampliare il vescovado facendo costruire una vasta biblioteca su progetto dell'architetto Giovan Battista Marchetti, biblioteca a cui donò 1500 libri della sua collezione privata. Nasceva così la Biblioteca Queriniana. In seguito la biblioteca si arricchì di volumi provenienti da lasciti e librerie private, come quella dei Martinengo da Barco, dei Lechi, degli Zanardelli, dei Di Rosa, di Alessandro Sina e Paolo Guerrini. Il suo patrimonio attuale si aggira sui 500.000 libri. Il proverbio che vi raccontiamo oggi è proprio tipico di questo periodo, L'invernel de Saint-Georges, prima o dopo il falso corso. Noi arriviamo tra poco, a poco poco. Centro Anch'io. Noi sempre qui stiamo, in via Mazzini, davanti alla Biblioteca Queriniana. L'Invernel de Saint-Georges, prima o dopo il falso corso. Pronti? Vamos! Signora di Valencia. Come si dice Molto bene l'hai detto. Valencia. Dalla Spagna, tanto sole, tanto amore. L'Invernel de Saint-Georges, prima o dopo il falso corso. George e San Giorgio. L'inverno di San Giorgio prima o poi fa il suo corso. Amici di Brescia, guardate da Valencia, c'è solo da imparare, brava! Grazie. Complimenti anche per la bella famiglia. Grazie. Adiós. Ciao. In compagnia della signora Armanda e del signor Claudio. Senta signor Claudio, l'Invernel de Saint-Georges, prima o dopo il falso corso. È un detto popolare legato alle stagioni, insomma, all'atmosfera. L'andamento delle stagioni. Che significa questo? Significa che prima o poi l'inverno torna. L'Invernel de Saint-Georges però, L'inverno del San Giorgio sarebbe il San Giorgio verso la primavera. È proprio in questo periodo, è il 23 aprile. Claudio si è ricordato quante cose sa. Inverno di San Di San primo di San che? falso corso Ho capito, ma di San di Zors. Sì, San Zorro. Lo mio anche lei San Giorgio. 23 aprile? 23 aprile? Sì. E fa il soccorso perché il famiglia soccorso perché fa troppo caldo. È un po' come l'estatella di San Martì. Esattamente. In compagnia di Don Antonio, vero? Don Antonio, l'Invernel de Saint-Georges, quindi qua siamo nel suo campo, prima o dopo il falso corso. Vuol dire che il tempo più o meno ha sempre a qualche modo le sue stagioni, anche se sono cambiate parecchio, per cui è facile avere cambiamenti di clima abbastanza repentini. Grazie, molto gentile. Prego. Saint-Georges, sai? Sant'Orsola? No, San Giorgio. Ah, San Giorgio? No, guarda, non ho mai sentito. E tra l'altro in questo... San Giorgio è in aprile, 25 aprile. 23. 23, ecco. Vuol dire che dopo non c'è più l'inverno? Che a fine aprile, che c'è i giorni di San Giorgio, può darsi che ci sia anche un ritorno d'inverno. Signori, Vito le ha azzeccate tutte, una dietro l'altra, pam pam, tutte in buca le hai mandate. E anche le colombine, che è il fungo di San Giorgio che si usa per fare la frittata e il risotto. Vito ci deve seguire, andiamo a fare Centro Anch'io insieme, andiamo. Dobbiamo parlare a voce bassa perché siamo proprio all'interno della biblioteca, nelle sale di lettura. Allora, l'Invernel de Saint-Georges, prima o dopo il falso corso. In molti hanno risposto correttamente. San Giorgio è una festa che si celebra il 23 aprile, quindi l'Invernello di San Giorgio, quindi bene o male in quei giorni, 22, 23, 24 aprile, prima o dopo fa il suo corso. Cioè in questo periodo possono capitare delle giornate un po' più fresche, più fredde, non tipicamente primaverili. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ci vediamo alla prossima puntata.